A tutti, buonasera a tutti, buon pomeriggio e oggi faremo una live con delle canzoni tradizionali sarde tradotte in russo da Eugenia Scerba, la dottoressa Eugenia Scerba, la mia insegnante di russo madrelingua moscovita, che è anche scrittrice, poetessa, e mi ha tradotto fedelmente le canzoni tradizionali sarde in russo. Bene, vi ricordo il canale YouTube di Maurizio Gastaldi. Mi raccomando, ci tengo che vi iscriviate, attiviate la campanella e poi i miei canali YouTube, che sono due. Vi ricordo Veronica Pisano, scritto anche in cirillico, e l'altro musica tradizionale sarda con Veronica Pisano, perché sono sempre io. L'altro è appena nato, ha solo 1000 iscritti. Con l'altro stiamo arrivando a 6.000 o 7.000, ora non ricordo. Vi ringrazio e cominciamo con questo bellissimo repertorio di musica tradizionale sarda tradotta in russo, perché la musica sarda arrivi in tutto il mondo. Iniziamo con Kustupici Neddu. Una sheva крошки, нету покрывала, и даже рубашки, когда дуют ветры. Мы не скажем зябко, спи мое сердечко, сладко, 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 из шелков подушка, золотая люлька, засыпай, малышка, да не плачь, малютка, милый мой ребенок, ничего не бойся, ты мой лучик с неба, Кроха, успокойся, спи мое сердечко, сладко, 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 нежного малютку положу в кроватку. У нашего крошки нету покрывала, и даже рубашки, когда дуют ветры. Мы не скажем зябко, спи мое сердечко, сладко, сладко, сладко. Bene, grazie. Ed ora passiamo ad un altro brano. Vediamo cosa c'è adesso. Cosa c'è? Vediamo con comodo, con calma, tanto siamo in diretta. Vi ricordo di iscrivervi ai canali Veronica Pisano e al nuovo canale Musica Tradizionale Sarda con Veronica Pisano e al canale Maurizio Gastaldi. E anche al cappello di Irma, un bellissimo canale di cultura e di musica. Adesso vorrei fare una bellissima trallallera. Maievo Parniscu, la trallallera campidanese, sempre tradotta in russo da Eugenia Scerba. Маєву парнішку
щедри называют, когда не найду его, беситься начинаю. Тра-ла-лера, лера, лера, ла лера, тра-ла-лера, лера, лера, ла-ла. Ах, рикота, солоновата, а в парнишке нам загар и солнце виновата. Тра-ла-лера, лера, лера, ла лера, тра-ла-лера, лера, лера, ла-ла. Вбитано абрикосы, завистаты стучки, сочные блестящие, иди ко мне на ручки. Тра-ла-лера, лера, лера, ла лера, тра-ла-лера, лера, лера, ла-ла. Позволь пройти скорее, прекрасная туречка, остаться я не смею, не находя сердечко. Тра-ла-лера, лера, лера, ла лера, тра-ла-лера, лера, лера, ла-ла. Тра-ла-лера, лера, лера, ла лера, тра-ла-лера, лера, lera, ла-ла. La musica sarda è bellissima, straordinaria, a me piace tanto e credo anche a voi che state ascoltando o che lo vedrete in un secondo momento, perché non ho annunciato questa live. Questa live è improvvisata, ma più o meno le faremo tutti i giorni, magari domani no, però qualche giorno sì, qualche altro giorno sì, sempre più o meno a quest'ora. Bene, ed ora passiamo all'altra trallallera, la trallallera gallurese. E poi esiste anche la trallallera sassarese, che è bellissima, che io non ho mai cantato, però è meravigliosa anche quella. E vorrei trovare il testo di quella per cantarla sia in sardo che in russo. Bene. Cap 4 questa. Запоют вдвоем супруги, когда их цветочек спит. Запоют вдвоем супруги, когда их цветочек спит. Баю, баю, мы с тобою позабыли все былое. Тра-ла-лера, ла-ри-ла-ла. Баю, баю, мы с тобою позабыли все былое. Тра-ла-лера, ла-ри-ла-ла. Когда в колокол ударит ветер, эхом запоет. Когда в колокол ударит ветер, эхом запоет. Тихо застонало сердце нашей мамы корсиканки. Тра-ла-лера, ла-ри-ла-ла. Тихо застонало сердце нашей мамы корсиканки. Тра-ла-лера, ла-ри-ла-ла. Ах, улитка, у тебя каждый раз при нашей встрече. Ах, улитка, у тебя каждый раз при встрече. То ли за меня ты бьешься, то ли надо мной смеешься. Тра-ла-лера, ла-ри-ла-ла.
grazie. Ed ora vediamo cosa c'è qua. Cosa c'è qua? Oh, un bellissimo brano che tra l'altro una volta, mi ricordo, l'avevo fatta anche da sola perché Maurizio era al lavoro e mi avevano chiamato a cantare al Tio Hotel di Cagliari, un bellissimo hotel a 5 stelle. Siccome non volevo rinunciare a cantare, non avevo le basi, perché io basi sì, ne ho, però no, non volevo cantare neanche con le basi. Avevo preferito cantare a cappella perché Maurizio non c'era. Io per il momento non suono nessuno strumento, anche se me la cavicchio a suonare la chitarra, la il piffero. la tastiera. Ho studiato anche pianoforte in passato e anche chitarra, sì, qualche nota la suonavo, però ci vuole molto esercizio quotidiano, quindi anche se una persona ha studiato in passato, comunque ci vuole esercizio quotidiano. Se in questi anni non si è fatto, la maggior parte delle cose acquisite si sono perse, diciamo. Non è come andare in bicicletta, per gli strumenti, cioè, va sempre, una persona si deve esercitare tutti i giorni. E anche la voce è uno strumento, infatti io canto tutti i giorni proprio anche per esercitarmi, per migliorarmi tutti i giorni, sempre di più, e anche per mantenere quello che ho acquisito in questi anni. Bene, passiamo a noi. Pastarajtes ugnat, procurate moderare, che sarebbe il nostro inno sardo. Anche se per molti l'inno sardo, anche se per molti l'inno sardo è No poto reposare, perché alcuni non la conoscono, non conoscono questo brano, Procurate moderare. Sì, è conosciuto, ma non conosciutissimo quanto No poto reposare. Bene, iniziamo, sì. Pastarajtes vi baroni ugnat vaiut tiraniu Ilisamia vi noi mir paciu lish buis pustit vas abrat na землю. Vlasta ljubcev u nas nie cierpiat вам объявлена война. Начинает расти нетерпение среди нашего народа. Pastarajtes вы, бароны, унять свою тиранию, или же сам я почию, чтоб вернуть вас на землю. Pastarajtes вы, бароны, унять свою тиранию, или же сам я почию, чтоб вернуть вас на землю. Смотрите, вас вызывают, огни против поднимают.
Смотрите, мне шутили, серьезно заговорили. Смотрите, какие грозы, там тучи пророчат грозно. Избавьте нас от лжи, услышьте слова мои. Постарайтесь вы, бароны, унять свою тиранию, или же сам я почию, чтоб вернуть вас на землю. Властолюбцев нас не терпять, вам объявлена война. Разрастается нетерпение среди нашего народа. Grazie. Bene, anche questa è andata. Sono canzoni straordinarie che ho voluto far tradurre e tradurre anch'io, perché ci ho messo anche del mio. Tradurre in russo perché meritano veramente di essere conosciute da tutte le parti del mondo. E il russo è una lingua molto parlata, e poi consideriamo che le persone russe, e non solo, anche chi parla il russo, insomma, che non è russo, apprezza la musica sarda, e quindi perché non fare un lavoro del genere? Vediamo un po' cosa c'è adesso, sì. Vi ricordo la live di stasera, il Santo Rosario intero con Veronica Pisano. E iscrivetevi al canale di Maurizio Gastaldi, Il Cappello di Irma, Veronica Pisano, scritto anche in cirillico, e il nuovissimo canale Musica Tradizionale Sarda con Veronica Pisano. Bene, ed ora passiamo ad un altro brano. Questo brano lo amava tanto mio nonno. Questo brano lo amava tanto mio nonno, ma sicuramente anche i vostri genitori, i vostri nonni, i vostri zii, che sono di un'altra epoca, sicuramente anche loro amano questa canzone. Questa canzone si chiama La Corsicana, però in realtà esistono tante corsicane, quindi e chi se ne intende lo sa. Quindi questa canzone più comunemente viene chiamata Antuneddu Antuneddu, come la chiamava mio nonno, Antuneddu Antuneddu. È una canzone che parla, ormai non esiste più il banditismo in Sardegna, però fino a poco tempo fa esisteva. E questa canzone parla proprio di un bandito, di sua madre e di sua moglie, proprio un colloquio che fanno tra di loro, e sentiamola in russo. Как тоскует мое сердце по любимому, по мужу, от приятельской измены. 3 года как бандитам кружит. Бродит он все по горам, благодаря предателям.
Uçaptı pagipçem bantitam with garach. Дорогая моя мама, не терзайте душу тем, что прячусь я в горах. Это не бесчестие. Да прячусь я в горах, но это не бесчестие. Но ты не слышишь и не знаешь, как сжигает боль дотла. Приходи ко мне, любимый, не хватает мне тепла. Приходи ко мне, любимый, не хватает мне тепла. А наши предки работали руками, трудились честно, пшеницу засевая, такую, что весна серебрилась издалека. И доносился с пляжа стуча звук ударов сикача. И доносился с пляжа стуча звук ударов сикача. А поезд на Бастию был сделан для господ. Заплачут возчики, и пастух вздохнет. Заплачут возчики, и пастух вздохнет. Grazie. Bene. Vi ricordo la live di stasera che sarà di 2 ore, anzi ieri è stata di 2 ore e 3 minuti più o meno, 2 ore e qualche cosa, ma ne vale la pena, alle ore 21 la live del Santo Rosario con Veronica Pisano. E chi volesse un rosario personalizzato, non mi telefoni, mi mandi un messaggio. Scusate, ho sbagliato, non telefonate assolutamente, mandate un messaggio su WhatsApp al numero 346 8473 005. Ok, allora vediamo, siamo a 25 minuti e 10 di live. Possiamo continuare. Mi raccomando, stasera il Santo Rosario, indicato per i giovani o per chi si sente giovane, perché il rosario è per i giovani, come diceva padre Giovanni Puggioni, un bravissimo sacerdote gesuita. Vi ricordo che stiamo facendo parte del nostro repertorio tradizionale sardo
tradotto in lingua russa. Tradotto da Eugenia Scerba e da me. Allora, Nanedu Meu. Chi non conosce Nanedu Meu? Nanedu Meu tradotto in russo. Che si intitola, vediamo se si ricorda Maurizio. Vediamo come si intitola in russo Nanedu Meu. Mili Nanedu. Отлично. Ottimo. Отлично. Ottimo. Отлично. 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 Bravo. Ottimo. No, non fare queste cose perché poi insegni cose sbagliate a me e agli altri. Quindi Dialetto. non bisogna fare queste cose. Dai. Aspettiamo che Maurizio accordi la C'è un chitarra. micantino che mi sta proprio perseguitando. Questi giorni e l'umidità, questo micantino. Non importa, noi ti aspettiamo con molto piacere. Tanto abbiamo deciso di fare una live più o meno di un'oretta e siamo solo a 27 minuti, quindi abbiamo tutto il tempo. Chi non conosce questa canzone in russo ancora, la può cantare in sardo, la può cantare in sardo. Милый Наnedu, мир наш таков и не будет, как прежде. Милый Наnedu, не отдавай свои силы надежды. Мечты рани, время позора, голод сковал, как собак без призора. Толпы зывают, молятся в небо, люди мечтают о корочке хлеба, а голодавшие хлеби каштани мы заедаем землей с желудями, этой землей, что нас унижает. Бедник без пищи людей оставляет. Мы у фонтана, будто в ловушке, мучая жажда, мы словно лягушки. Тот голос страшен, что не прощает, что на пороге на всех ожидает. Те 30 флагов, что на себя взяли оттенки багрового вина. Как только сидят, как уберут, больше пьянчук среди нас не найдут. Милый Наnedu, мир наш таков и не будет, как прежде. Милый Наnedu, не отдавай свои силы надежды. Мечты рани, время позора. Голод сковал, как собак без призора. Толпы зевают, молятся в небо. Люди мечтают о корочке хлеба. Grazie, bene, benissimo. Ricordatevi di iscrivervi al canale di Maurizio Gastaldi, che ha ancora pochi iscritti, ma presto crescerà moltissimo. Adesso l'obiettivo è 1000 iscritti per Maurizio Gastaldi. Iscrivetevi al suo canale perché così potrà sbloccare molte opzioni, potrà fare le sue live anziché su Facebook solo per gli amici, potrà farle su YouTube per tutto il mondo. E poi una cosa più importante di YouTube, iscrivetevi al suo canale e attivate la campanella perché è un bravissimo chitarrista, compositore e cantante. È bravissima Veronica. Iscrivetevi anche al mio canale YouTube. Io ho 2 canali.
iscrivetevi a Veronica Pisano, scritto anche in cirillico, e iscrivetevi al nuovissimo canale Musica Tradizionale Sarda con Veronica Pisano, che ha solo 1000 iscritti. Iscrivetevi sia all'uno che all'altro per essere sempre aggiornati sulle novità. Tra poco, tra pochissimo, appena mi sbloccheranno alcune cose nell'altro canale, faremo queste live qua nell'altro canale Musica Tradizionale Sarda con Veronica Pisano, e questo lo lascerò per le live del Santo Rosario e di altre cose, perché voglio dividere un po' gli argomenti, diciamo, per fare una cosa più ordinata. Bene, e adesso vediamo, siamo a 31 minuti e 40 e 41 secondi di live. Bene. Ed ora passiamo ad un brano. Non potrò riposare, non ve la faccio perché oggi non ho voglia di farla. Vediamo dopo. Adesso faccio un brano tradizionale sardo bellissimo. Sono tutti bellissimi, però questa mi piace particolarmente. Scusa Maurizio. No, sto cercando di... Ok, no. sì, si sta riscaldando, però un po' mi dava fastidio, però se si sta riscaldando che si riscaldi, facciamolo riscaldare. Allora, questo brano si intitola La Tempiesina, è nuovissimo, è una canzone antica, però per me è nuovissima in russo ed è nuovissima anche per voi, in lingua russa. Cap3. Scusate, bevo un sorso d'acqua e torno subito. Tu riscaldati.
нет. Да. Bene, 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 bene. Bravissimo Maurizio Gastaldi, Veronica Pisano. Iscrivetevi ai nostri canali, mi raccomando. E al canale, ci tengo moltissimo, al canale Il Cappello di Irma. È un canale che tratta un po' di tutto, cultura, tutto. Irma è una persona stupenda, una donna meravigliosa. Bene. E avevo detto che non avrei fatto Non poto reposare. Ci ho ripensato e ve la faccio. In sardo è Non poto reposare, in russo invece è Niet pakoja u меня. Aspettiamo che Maurizio si accordi con comodo, tranquillamente. E vi ricordo la live di stasera, che sarà di 2 ore, però ne varrà la pena. Poi voi vi potete collegare quando volete, anche quando la live è già passata. Tanto il video rimane su YouTube del Santo Rosario con Veronica Pisano. Il Santo Rosario tutto intero. 4 misteri. Ci saranno i misteri della gioia, ci saranno i misteri della luce, i misteri dolorosi e i misteri mi sta confondendo Maurizio. Comunque ci saranno tutti i misteri. Sì, sei pronto? Ok. Каждый миг, душа моя, солнце мое родное, ты грустить не смей, ни о чем не беспокойся, ни о чем не сожалей. Я клянусь сердечно, тебя желаю я. Жила на мной навечно, я люблю тебя. Если бы я мог, родная, облик ангела принять, то крал бы с неба звезды, чтобы миры тебе создать. Я клянусь сердечно, тебя желаю я. Ты жила на мной навечно, я люблю тебя. Я клянусь сердечно, тебя желаю я. Ты жила на мной навечно, я люблю тебя. Без тебя жизнь угасает, горько колется в груди. Цвет природы не ласкает, если нет моей любви. Милая моя богиня, утешит нас покой. Больше Бога мной любима, но вы не со мной. Милая моя богиня, утешит нас покой. Больше Бога
Какое у меня мысли о тебе все время, каждый миг душа моя. Я клянусь сердечно, тебя желаю я. Ты желана мной навечно, я люблю тебя. Я клянусь сердечно, тебя желаю я. Ты желана мной навечно, я люблю тебя. Grazie Maurizio Gastaldi. Pisano, Veronica Pisano. Veronica Lo Pisano. dicevano prima il cognome, ma in genere si dice sempre il nome. Grazie, Sì. grazie. Veronica Pisano, la voce più bella della Sardegna, no? Grazie, Ma grazie. non sono di Iscrivetevi. parte, però è la voce più bella della Sardegna. Dai. Iscrivetevi, grazie. Iscrivetevi al canale YouTube Maurizio Gastaldi. Facciamolo arrivare a 1000 iscritti, così potrà fare le live tutti i giorni per voi su richiesta. Potrete ordinargli le canzoni. Lui canta e suona sia la tastiera che lui è polistrumentista, fa un po' di tutto. E poi scusa, lui suona le tastiere, suona la chitarra, suona l'armonica, suona tante cose. Il flauto anche. Canta in lingua italiana, tutte le canzoni che volete in italiano li potete chiedere. Canta in sardo e canta in inglese, in russo no, in inglese, in russo canto io. E quindi dicevo, così vi può fare le live tutti i giorni come fa su Facebook, perché io gli ho consigliato di passare a YouTube, che è molto meglio, giustamente. Poi iscrivetevi a Il Cappello di Irma, ci tengo moltissimo perché è una persona stupenda. Il Cappello di Irma, che è un canale che tratta cultura generale, spiegata in modo eccellente, bellissimo, e niente. E poi iscrivetevi, non è niente, iscrivetevi ai miei 2 canali YouTube, sempre Veronica Pisano, scritto anche in cirillico, e musica tradizionale sarda con Veronica Pisano, mi raccomando. E poi mi raccomando, non perdete la live di stasera, che sarà di 2 ore, la live di stasera che tratterà il Santo Rosario con i giovani, e tratteremo tutti i misteri del Santo Rosario, perché a me il rosario è sempre piaciuto. Voi pensate che l'ho inventato io, nel senso, ve lo spiego subito, non fraintendete. Quando ero piccola e non conoscevo il rosario, non lo conoscevo, però avevo appena imparato l'Ave Maria, il Padre Nostro, che adesso è un po' cambiato, infatti vedrete che io il Padre Nostro adesso la sera durante la live lo leggo perché è un po' cambiato, sì, alla fine, giusto un pochettino. Quando ero piccola e avevo appena imparato le preghiere, io recitavo sempre l'Ave Maria, ma mi piaceva, mi è sempre piaciuto. Poi ho scoperto, quando avevo 20 anni circa, ho conosciuto il movimento mariano di Padre Giovanni Pugioni, ho scoperto che esisteva questo rosario, che poi ne avevo già sentito parlare, però non sapevo bene cosa fosse. Poi guardando gli altri ho imparato a farlo, come imparerete anche voi. Se volete ve lo insegno, vi faccio un tutorial sul rosario, anzi lo devo fare. Appena ho un attimo di tempo lo farò.
Dicevo, e poi ho scoperto che quello che facevo quando ero piccola era il rosario, cioè l'avevo inventato io, senza conoscerlo, io facevo, recitavo il rosario da bambina, lo facevo e qualsiasi cosa chiedessi si realizzava, perché la Madonna ci accontenta sempre. Va bene, allora siamo a 46 minuti e 18, 19, bene. Allora vi salutiamo, vi ringraziamo. Chi non è presente adesso comunque non importa, perché rivedrà questo video successivamente, quando gli verrà meglio, quando avrà il tempo, e noi vi diamo appuntamento nei prossimi giorni. Domani no, anzi vediamo, improvvisiamo un po' con la musica, perché dobbiamo studiarci un paio di canzoni nuove, quindi magari saltiamo la live e passeremo a dopodomani, un altro giorno. Buona serata a tutti, ciao!